Su 1031 infarti registrati in un anno nella ULSS 3 Serenissima, il 12% riguarda i fumatori e non soltanto quelli incalliti. I giovani sono quelli più vulnerabili dall'avere dei danni e quindi malattie cardiovascolari nel medio termine. Soprattutto le giovani, sono state fatte recentemente 2 pubblicazioni in riviste importanti, stiamo parlando di Circulation, British Medical Journal, che avrebbe dimostrato che il fumare una sola sigaretta in una giovane donna la espone 7 volte di più ad una pari età che non fuma. La ULSS 3 capofila in Veneto del programma del trattamento del tabagismo. Si tratta in sintesi di motivare i fumatori a liberarsi dalla dipendenza dalla nicotina. 4 gli ambulatori specialistici nel distretto della Serenissima, al Serte di Mestre ed Olo, annuale all'interno del reparto di cardiologia riabilitativa, e al distretto di Chioggia. Iniziativa e dati divulgati in occasione della giornata mondiale senza tabacco. È stato importante, noi abbiamo intitolato Uniti contro il fumo, per dare l'idea che è una lotta che si deve fare in squadra. Per questo abbiamo invitato qui a Mestre il mondo delle istituzioni, il mondo dell'associazionismo, il mondo dello sport, il mondo sanitario, ma soprattutto il mondo della scuola. All'ospedale All'Angelo con gli studenti anche i campioni della Reyer, con il capitano della squadra femminile Deborah Carangelo in qualità di testimonial contro il fumo. Quindi io il consiglio che do a tutti questi ragazzi che vedo qua è: non fumate e, come ha detto Roberta, fate sport perché vi divertite sicuramente di più. Smettintempo.it, non un semplice slogan, ma il sito dove fare riferimento per il trattamento del tabagismo, contro il quale l'ospedale All'Angelo mostra una linea sempre più dura anche nei confronti degli stessi medici e dipendenti pizzicati a fumare, nonostante i tanti nuovi cartelli di divieto. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo dato 29 sanzioni, l'ultima questa mattina. Abbiamo un sistema a ronda, ogni ora fino alle 14 esce la guardia giurata.